Iris, una battuta secca, per vincere questa partita serve un mezzo miracolo, meno 15, si parte da questo, ovviamente diciamo così, questa spada di Damocle sulla testa, però la Virtus deve provare a vincere, in casa la Virtus ha il blasone per ovviamente ribaltare questo risultato. Che dobbiamo provare a vincere, non c'è ombra di dubbio, e sicuramente le nostre ragazze venderanno molto cara la pelle qua in casa. Un miracolo, mezzo miracolo l'abbiamo fatto 20 giorni fa e credo che il segreto per vincere questa partita è l'atteggiamento con cui approcciano le ragazze la partita. Se loro iniziano bene, come tutta squadra giovane, ha bisogno di questo, se loro iniziano bene possono fare una grande partita e perché non portare la vittoria a casa. Conosciamo il tuo carattere, il tuo temperamento, penso che la squadra poi rispecchi molto spesso il proprio coach, il proprio allenatore. Diciamo che se ci fossero 5 Ferrazzoli in campo ogni volta probabilmente almeno a livello caratteriale sarebbe una gran partita. Io penso che tutte le ragazze hanno migliorato a livello caratteriale in questi 3 anni di lavoro, quelle che lavoriamo da 3 anni. E, logicamente questa è la cosa più difficile da fare perché, come ci ho detto altre volte, nel campionato sardo non abbiamo avuto partite così come queste o come con San Raffaele e quindi questa tensione la dovevamo creare negli allenamenti. Questo carattere magari ha provato a fare questa cosa, però sai come sono i giovani, finché non sbattono, come ci è successo anche a noi quando eravamo giovani, finché non sbattono la testa non capiscono. Io credo che a San Raffaele abbiamo avuto una batosta e abbiamo reagito. Anche adesso, anche se le ragazzine e l'atteggiamento nel primo quarto è stato buono, il secondo quarto è quello che abbiamo sbagliato contro Battipaglia. Credo che se miglioriamo questo, la partita noi la possiamo portare a casa. Iris, l'ultima battuta e poi ti lascio anche perché so che non ami particolarmente parlare nel pre-gara per una questione anche ovviamente di tensione. Quale sarà l'arma vincente per sconfiggere Battipaglia? Lottare fino alla fine e stare, come ti ho detto, con questo approccio nervoso dall'inizio fino alla fine e dopo il risultato dirà. Io ringrazio Iris Ferrazzoli, naturalmente in bocca al lupo per questa sfida che diventa fondamentale per la corsa della Virtus verso la Serie A. Proteggi il suo futuro. Proteggi te stesso e chi ami. Proteggi te stesso e i tuoi pazienti. Proteggi il tuo benessere. Io lo vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Le vaccinazioni anti-HPV e anti-meningococco ti proteggono da malattie gravissime e letali. Visita il sito www.vaccinarsiinsardegna.org. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e a giusto prezzo. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimomannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa.
Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dal Palarestivo di Cagliari per assistere alla gara di ritorno dei playoff promozione tra la Virtus e il Battipaglia. -15 da recuperare per la formazione isolana dopo la trasferta complicata contro la formazione allenata da Federica Di Pace. Il coach per la Virtus naturalmente è Iris Ferrazzoli. Diamo subito un'occhiata ai quintetti. La Virtus parte con Giorgeva, Lacorte, Kotnik, Maggi e Capitan Pellegrini. Risponde Battipaglia con Capitan Cremona, Scarpatto, Sasso, De Rosa e Pattarè. Arrivano i primi 2 punti per la Virtus, 2-0 il parziale, gara iniziata da pochi secondi. Ancora Battipaglia in fase offensiva, la conclusione da 2 punti, tocca il ferro, poi l'ultimo tocco è della formazione ospite, della formazione di Battipaglia. Si ripartirà con il pallone in mano per le padrone di casa con l'ex San Salvatore Lacorte alla rimessa. Rimette subito in gioco verso Maggi, palla affidata alla lunghissima Kotnik, ancora Lacorte in palleggio, la penetrazione di Lacorte sino in fondo, poi scarica Maggi da 3, palla che tocca il ferro, Kotnik sotto il tabellone recupera la sfera, va alla conclusione, palla che viene toccata sotto canestro da una giocatrice di Battipaglia. Rimessa laterale ancora per la formazione padrona di casa, ancora con Kotnik, esce dai blocchi Maggi, palla dalla parte opposta, giro palla lungo il perimetro, Lacorte sino in fondo, palla al tabellone, ancora Kotnik sotto canestro, recupera il primo fallo di questo incontro, il primo fallo del primo quarto, e andrà subito in lunetta la numero 10, la lunghissima Kotnik, classe 1990. In lunetta a segno col primo tiro libero. Sbagliato il secondo, palla che tocca il ferro e rientra in campo, palleggio per la numero 8 Sasso. Palla dentro, non c'è la penetrazione ma ancora lo scarico fuori per Capitan Cremona, poi sbaglia il passaggio Cremona, non riesce Pattanè. Ormai questo palazzetto sta diventando una vera e propria bolgia. Palla in mano ancora la Virtus, Lacorte cerca e trova il capitano Pellegrini, il palleggio, Giorgeva si libera per ricevere, spalla canestro, ancora il palleggio di Giorgeva, va sino in fondo e c'è un altro fallo sotto canestro, questa volta della numero 7 Scarpatto. In lunetta Iva Giorgeva, classe 1990 anche lei, anzi 1996, sbaglia il primo libero. Va a segno il secondo. Lì, palla intercettata da Lacorte che prova a ripartire, le sfugge però il palleggio, il pallone durante il palleggio, palla in mano ancora a Battipaglia con la numero 15 De Rosa, rimesso in gioco il pallone. Ancora Battipaglia, c'è il pressing di Pellegrini, palla affidata a Capitan Cremona, la penetrazione, lo scarico, perde il contatto col pallone De Rosa che poi va alla conclusione, la tripla
messa a segno da De Rosa. Sono 4 i punti per la Virtus, 3 quelli della formazione ospite. Ancora Giorgeva, ancora in penetrazione Pellegrini, scarica per la Corte, ancora la Corte, cerca Kotlik sotto canestro, palla appoggiata alla tabellone, troppo lunga, rientra in campo, non va a segno la lunga della formazione allenata da coach Iris Ferrazzoli. Si riparte ancora con Battipaglia, pallone in mano, spalle a canestro, c'è il palleggio ancora della numero 8 Sasso, ben controllata sotto canestro, la conclusione è sbagliata, c'è la penetrazione di Maggi, ancora in palleggio, palla fuori, Pellegrini per la Corte, non va la conclusione, cerca ancora Maggi, palla alla tabellone, sotto mano, magistrale della numero 14, vale a dire Valentina Maggi, e sono altri 2 punti per la Virtus, sono 6 adesso i punti della formazione padrona di casa, 3 per Battipaglia e arriva il primo time out. Si rientra in campo dopo il time out chiesto dal coach della formazione ospite di Battipaglia, vale a dire Federica Di Pace. Si rientra a 7 minuti 28 secondi dal termine del primo quarto, con la Virtus in vantaggio +3 per la formazione cagliaritana. Ancora il palleggio, si libera la numero 8 Sasso, palla dentro sotto canestro, arriva a rimorchio la numero 15 De Rosa, che va a segno il quinto punto per la formazione ospite, adesso è +1 per la Virtus. Kotnik ancora sotto canestro, ancora palla appoggiata alla tabellone, ottima la giocata di Kotnik, meno la realizzazione, e adesso c'è il canestro con fallo. Canestro con fallo e si andrà in lunetta per il tiro libero aggiuntivo. In vantaggio Battipaglia, 7-6 in questo momento. In lunetta va Capitan Cremona, che va a segno con l'8° punto per la sua squadra. Adesso Giorgeva, c'è ancora il fallo, passa in mezzo a 2 giocatrici, vale a dire De Rosa e Sasso, va a terra Giorgeva, palla in mano ancora la Virtus. Kotnik rimessa in gioco, Maggi per la Corte, ancora Kotnik sotto canestro, non riceve Pellegrini, la conclusione, pallone in lungo, arriva Giorgeva che sporca il pallone, non riesce ad arrivare però al rimbalzo. Ancora Battipaglia, giro palla fuori per Sasso, la finta di Sasso, la penetrazione, ancora spalle a canestro, schiaccia il pallone a terra, la conclusione sotto misura della numero 31 Patanema, palla recuperata ancora dalla Corte, coast to coast di La Corte, che poi perde il contatto col pallone per una frazione di secondo. Pellegrini ancora per Maggi, le finte, palla dentro per Kotnik, spalle a canestro, Kotnik va alla conclusione, danza sul ferro, sbuffa e guarda un'occhiataccia al tabellone la giocatrice con la maglia numero 10 della Virtus, e questa volta va a referto, 8° punto per la Virtus, 9, anzi 8 anche quelli di Battipaglia. Adesso c'è il fallo di Maggi. C'è il cambio dentro Cirronis. Cirronis classe 79, la più grande delle giocatrici della Virtus, cerca di mettere esperienza ovviamente Iris Ferrazzoli in questa partita.
ancora Battipaglia, lo scarico, Sasso, arresto e tiro, palla che tocca il ferro, rientra in campo, c'è il fallo della numero 14 Mazza. Palla in mano alla Virtus con Giorgeva, si libera Maggi, riceve ancora lo scambio con Giorgeva, il palleggio, palla in profondità ancora per Maggi che controlla la sfera, la Corte da 3, la Corte, palla che tocca il ferro, rientra in campo, non fortunatissima la Virtus in questo primo quarto. Ancora Scarpato, giro palla, Mazza libera ancora Scarpato, la tripla tentata da Scarpato, palla che tocca il ferro, rientra in campo ancora Cirronis sotto il tabellone, fa valere la sua stazza fisica, adesso sbaglia la Corte, il passaggio verso Maggi, c'è la ripartenza di Battipaglia allo scarico, pallone giocato ancora fuori, la conclusione da 3, palla che non tocca neanche il ferro, termina sul fondo, la conclusione di De Rosa, corta. Adesso arriva il time out chiesto da coach Iris Ferrazzoli. Dalla cinquantennale esperienza di commerciali Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Ancora in presa diretta dal palarrestivo di Cagliari, il punteggio è fermo su lotto pari in questo primo quarto, mancano 4 minuti 49 secondi. Virtus in partita, Virtus particolarmente sfortunata in questo primo quarto. Ancora palla intercettata, lo scambio la Corte Pellegrini, adesso Maggi, va sino in fondo Maggi, il palleggio, mantiene il pallone in campo, la sterzata di Maggi, poi sotto il tabellone, la giocata ancora di Maggi, poi Cirronis ancora per Maggi, la finta, c'è il contatto su Maggi. Giocatrice che in questo momento sta facendo la differenza, classe 1985. Valentina Maggi va in lunetta. Va a segno il primo tiro libero. A segno anche il secondo, c'è il sorpasso della Virtus, sono 10 i punti per le cagliaritane. 4 minuti 22 secondi al termine del primo quarto, adesso Pellegrini non riesce ad intervenire sul pallone, la tripla tentata da Battipaglia con la numero 14 Mazza, adesso palla dentro per la Corte, palla al tabellone e c'è ancora il canestro per la Virtus. Sono 12 punti per le cagliaritane, 8 per Battipaglia più 4. Ancora Battipaglia in penetrazione, c'è la palla recuperata da Cirronis e poi c'è anche il fallo però commesso da Cirronis, il tocco sulla numero 7 Scarpato, si andrà anche in lunetta. Arriva la contromisura di coach Ferrazzoli perché rientra sul parquet la numero 31 Patanella, giocatrice più alta di Battipaglia, subito dentro anche Kotnik dopo aver rifiattato, quindi subito dentro per dare centimetri, sbagliato il tiro libero, riparte Giorgeva, palla per Pellegrini, la penetrazione, lo scarico ancora per la Corte, la finta della Corte, va sino in fondo la Corte con una mano, cerca il canestro,
palla che tocca il ferro, rientra in campo, non riesce nel rimbalzo Kotnik, palla affidata ancora a Battipaglia. De Rosa cerca e trova Patanè, palla dalla parte opposta, non può intervenire Maggi, giro palla ancora di Battipaglia, sono 5 i secondi al termine per andare alla conclusione, ma sbaglia tutto la numero 14 Mazza, che butta via clamorosamente un pallone non difficilissimo da giocare. Adesso c'è Kotnik che scarica per Georgieva, la penetrazione di Georgieva sotto canestro, palla alla tabellone, arriva Kotnik, il rimbalzo però è di Battipaglia, tra le mani la palla di Opacic, ancora Opacic sino in fondo, ma arriva Kotnik dalla parte opposta a prendere il suo rimbalzo. Pellegrini non deve avere fretta, la Virtus si sbraccia, si sgola ovviamente coach Ferrazzoli. Adesso la penetrazione con fallo subito da parte di Pellegrini, non arriva il canestro, sarebbe stato un gioco da 2+1 e invece si andrà in lunetta con il capitano della Virtus a 2 minuti e 47 secondi dal termine del primo quarto. Pellegrini in lunetta, va a segno il primo tiro libero, +3 per la Virtus, va a segno anche il secondo, +4, mentre coach Ferrazzoli chiede il pressing altissimo alla sua squadra. Il palleggio adesso di Mazza, affrontata dall'altra numero 14 Maggi. Adesso Kotnik cerca di disturbare l'avversario, la stoppata di Kotnik, non c'è il fallo. Georgieva, la sterzata, palla appoggiata ancora al tabellone, palla che sbatte sul tabellone poi sul ferro, ma rientra in campo, non va a segno, ma dalla parte opposta arriva ancora Speedy Gonzalez. Georgieva a recuperare il pallone all'interno della sua area. Adesso c'è la conclusione di Lacorte che va a segno, +6, allunga la Virtus, +6 a 2 minuti esatti dal termine del primo quarto. Scarpato gioca per Opacic, la penetrazione, palla sotto canestro per Patanè, palla appoggiata alla tabellone che va a canestro. 16 punti per la Virtus, sono 12 per Battipaglia. Adesso Pellegrini, Kotnik, palla fuori per Georgieva, arresto e tiro di Georgieva, la conclusione da 3, palla che tocca il ferro, il tabellone, ma finisce fuori, non va a bersaglio, riparte così Battipaglia. Ancora sotto canestro, c'è l'infrazione di passi di Patanè. Il cambio, fuori De Rosa, dentro la numero 11 De Feo, fuori anche Georgieva, dentro la numero 5 Loi. Squadra molto giovane quella della Virtus, ancora più giovane però quella di Battipaglia in elenco. Adesso la penetrazione di Loi, palla appoggiata alla tabellone, poi Kotnik sotto canestro, va a bersaglio, va a segno. Diciamo Battipaglia sono tutte classe 2000 e 2001. ...18 punti per la Virtus, 12 per Battipaglia. Adesso arresto e tiro con sterzata, poi sotto canestro, il rimbalzo di Loi, sguscia via Pellegrini, ancora Pellegrini, la finta, poi arresta la sua corsa, il palleggio, palla intercettata da Battipaglia, riparte così la formazione ospite. Ancora Lacorte cerca di disturbare l'avversaria, l'altra numero 7, per a dire Scarpato, che poi va a canestro. C'è il fallo su Scarpato, il fallo di Kotnik
Adesso fuori la corte, dentro Georgieva. Va in lunetta la numero 7 Scarpato. Sbagliato il primo tiro libero. Va a segno invece col secondo. Arriva un altro cambio fuori, proprio Scarpato. Dentro Capitan Cremona. Si riparte Georgieva, sono 20 secondi al termine, quindi ultimo possesso palla in mano per la Virtus con Maggi. Pellegrini esce fuori, Kotnik, giro palla ancora Maggi, palla dalla parte opposta per Pellegrini, la tripla tentata da Pellegrini, palla che tocca il ferro, rientra in campo, ultimo secondo di gioco, ma termina qui il primo quarto con il vantaggio 18-13 della Virtus, più 5 per le ragazze di Iris Ferrazzoli, mentre noi ci fermiamo per qualche secondo, un po' di pubblicità, e poi torneremo ancora in presa diretta sempre dalla Palarestivo di Cagliari per assistere al secondo quarto della sfida tra Virtus e Battipaglia. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Vuoi vivere un'estate frizzante sui campi della tua città? Te la senti di rincorrere un pallone per 8 ore al giorno? Tuffarti in piscina sotto un sole cocente? Fare nuove amicizie in totale sicurezza? Conoscere istruttori in grado di regalarti momenti indimenticabili? Tante domande, un'unica soluzione. D-Sport SBC Summer Village 2019, lo spazio per tutti. Il nostro campo estivo multisport è dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni sui campi della Sigma in via Castiglione a Cagliari. Basket, calcio, nuoto, tennis tavolo, cinema, belle arti, decoupage e micromagia. Il tutto con catering di qualità, servizio navetta e addetti alla sicurezza. Ermano Iaci, Mauro Farris, Ariana Melis e Consuelo Scameroni con il loro staff ti aspettano. Ma affrettati, i posti sono limitati. Tutto pronto per il secondo quarto di questa sfida valevole per il playoff di ritorno tra Virtus e Battipaglia. Ricordiamo che la Virtus deve rimontare il meno 15 di gara 1, la vincente di questa sfida risalirà in Serie A1, risalirà almeno per quel che concerne la Virtus, soprattutto nel caso dovesse vincere Virtus, che per la storia e il blasone che ha ovviamente meriterebbe comunque una categoria così prestigiosa. Ancora Battipaglia, si riparte, Virtus che rinizia con Loi, Georgieva, Kotnik, Maggi e Pellegrini, mentre adesso arriva la conclusione di Battipaglia, rimbalzo sotto canestro di Kotnik mentre risponde Battipaglia, mentre Maggi arresta sotto tabellone, palla appoggiata alla tabellone, arriva Loi, il rimbalzo, c'è il fallo sulla giocatrice con la casacca numero 5, dicevo Battipaglia riparte con la numero 31 Patanè, con la numero 4 Cremona, con la numero 11 De Feo, con la numero 13 Opacice, con la numero 14 Mazza. Questo è il quintetto proposto da coach Federica Di Pace, mentre va a segno il primo tiro libero. Sono 19 i punti per la Virtus, 13 quelli di Battipaglia. Sbagliato il secondo, ma ancora Loi che va a prendersi il rimbalzo, ancora possesso palla per la Virtus, ancora con Loi, la tripla tentata da Loi, palla che tocca il ferro, ancora Kotnik sotto canestro, fa a sportellate, fa valere il fisico, l'altezza e i muscoli sotto canestro, sposta la diretta avversaria e va ancora a segno. 21esimo punto per la Virtus, 13 per Battipaglia, 9 minuti 10 secondi al riposo lungo. Adesso palla schiacciata a terra, va a canestro De Feo,
Maggi, palla in possesso di Giorgeva, la penetrazione di Giorgeva, salta gli avversari come fossero birilli, come fosse un po' la Compagnoni con gli sci sulla neve. Palla appoggiata al tabellone che non però va a segno. Ancora Maggi, arresto e tiro in sospensione, palla che tocca ancora il ferro, pallone corto recuperato sotto canestro da Capitan Cremona. Riparte Battipaglia con Mazza, palla dietro la schiena, c'è il fallo assegnato alla numero 14 Valentina Maggi. Adesso c'è il cambio, entra Montiani, entra la numero 10 Montiani per la numero 11 De Feo. Palla in possesso di Battipaglia, un fallo a testa commesso in questo secondo quarto, più 6 adesso per la Virtus. Non c'è il contatto tra Kotnic, perde il pallone Battipaglia, riparte la Virtus. Giorgeva, palla appoggiata ancora il tabellone sulla schiacciata e il pallone messo a terra da Loi che sta spaccando in due questa partita. Entrata con il piglio giusto, è entrata con la determinazione che chiedeva Iris Ferrazzoli nel pre-gara. Ancora Loi, il pallone per Giorgeva, ancora Giorgeva, il pallone, la giocata tentata da Giorgeva questa volta non era sicuramente facile. Recupera adesso Giorgeva, Battipaglia ancora possesso di palla, la conclusione da 2 della numero 13 Opacic, palla recuperata ancora dalla formazione ospite. Adesso la tripla, palla che tocca il ferro, Giorgeva in solitudine, stacca i piedi da terra, recupera il pallone, lo affida alle mani di Valentina Maggi. Il palleggio affrontata dall'altra numero 14 Mazza, ancora Maggi, scarica per Giorgeva, è stanca Giorgeva, sta rifiattando Giorgeva, palla sbagliata dalla giocatrice classe 1996. La sostiene il pubblico del Palarestivo, ha capito il momento di Iva Giorgeva, giocatrice fondamentale nello scacchiere di Iris Ferrazzoli. Probabilmente un problema per la Corte che rimane a terra, potrebbe aver girato la caviglia, si rialza, riprende il suo posto. Il palleggio di Giorgeva, 1 contro 1, ancora la penetrazione di Giorgeva sino in fondo. Iva Giorgeva per il punto numero 25 della Virtus. Sono 15 quelli di Battipaglia, 6 minuti 50 secondi al riposo lungo, più 10 per le caglieritane. Ancora il pallone recuperato dalla Corte, il palleggio, palla affidata a Capitan Pellegrini, arriva anche Giorgeva, la tripla tentata dalla Corte, palla recuperata da Loi, palla appoggiata alla tabellone che poi ricade però in campo. Il rimbalzo di Opacic che poi arriva dalla parte opposta, lo scarico ancora, palla che viene fatta girare per Mazza, ancora Opacic, le fite di Opacic non le lascia un centimetro Kotnic. Adesso la conclusione che va a segno da 2 punti di Capitan Cremona. 17° punto per Battipaglia, 25 per la Virtus, più 8 delle isolane. Ancora Pellegrini, c'è libera dalla parte opposta Loi, il controllo, palla dentro per Giorgeva, ancora Giorgeva, palla che danza sul ferro, poi l'ultimo tocco secondo il direttore di gara è di Kotnic sotto canestro. Chiedono tutti il tocco, compresa Iris Ferrazzoli. Adesso fuori la Corte, dentro la numero 17 Podda. Giro palla di Battipaglia. Ancora Battipaglia. Sono 5 secondi per andare alla conclusione, lo fa in maniera precisa e chirurgica Opacic per il 19° punto di Battipaglia che sta risalendo contro un'ottima Virtus. Ancora 6 punti di vantaggio per la Virtus. Loi, il palleggio, palla per Kotnic disturbata
dalla diretta avversaria. Podda mette la palla fuori nelle mani di Loi, la penetrazione di Loi, palla appoggiata alla tabellone, poi c'è il rimbalzo di Podda, ancora Giorgeva che non riesce a mantenere il pallone in campo e c'è il time out chiesto da Iris Ferrazzoli. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45. Ancora in diretta, non ho parlato di proposito sopra il coro partito dalla tribuna per incoraggiare ancora Iva Giorgeva, lo sa bene il pubblico della Virtus, lo sa bene il pubblico del Palarrestivo che Giorgeva può diventare una determinante in questa sfida. Naturalmente serve il carattere, serve l'esplosività di Giorgeva e anche i canestri della giocatrice forse più rappresentativa di questo organico. Ancora Giorgeva in pressing, palla in mano a Battipaglia, 4 minuti 40 secondi al riposo lungo. Adesso la tripla tentata e messa a segno dalla numero 10, vale a dire Montiani. Si rifà sotto Battipaglia, più 3 per la Virtus. Ancora Pellegrini, c'è il fallo sul capitano della formazione cagliaritana. Ci si aspetta naturalmente il lavoro sotto canestro da parte di Kotnik, così come ha fatto in questo momento andando a prendere il rimbalzo. Adesso Pellegrini sino in fondo, palla al tabellone e c'è il canestro di Pellegrini. I punti per la Virtus sono 27, sono 22 quelli di Battipaglia, più 5 adesso per la formazione cagliaritana. Ancora Battipaglia, palla schiacciata a terra da Scarpato. Scarpato cerca ancora la numero 13 Opacic, ancora il pallone recuperato da Kotnik che quando allunga le braccia e va in estensione ovviamente toglie tanti centimetri alle avversarie. Ancora Giorgeva, la tripla Giorgeva, palla che tocca ancora il ferro e rientra in campo. Non fortunatissima la Virtus, non fortunatissima Giorgeva anche in questa occasione. Adesso la conclusione di Scarpato, il rimbalzo di Loi, la finta di Loi che manda a vuoto un'avversaria, palla schiacciata a terra per Podda, la conclusione di Podda, palla che tocca il ferro e rientra in possesso di Battipaglia. Non c'è pausa in questo secondo quarto, la formazione di Battipaglia ancora in possesso palla con Capitan Cremona. La conclusione ancora di Opacic, non tocca neanche il ferro, recuperato subito dalla Virtus che riparte con Pellegrini. Adesso palla in possesso per Kotnik, ancora Kotnik che trova Loi, la tripla di Loi, palla che tocca il ferro, rientra in campo. L'ultimo tocco in maniera intelligente, Podda fa carambolare la palla su Opacic e Opacic tocca per ultima, pallone che termina oltre la linea di fondo, palla in possesso ancora della Virtus. Doppio cambio per Battipaglia, fuori la numero 13 Opacic e la numero 15 De Rosa, dentro la numero 8 Sasso e la numero 14 Mazza. Pellegrini, il movimento sotto canestro, palla giocata per Lui che scarica per Giorgeva. Ancora palla dalla parte opposta, troppo alta, troppo lunga. Occhiataccia di Ferrazzoli a Giorgeva, pallone che non può controllare Pellegrini. Adesso ancora Battipaglia, palla schiacciata a terra, pallone messo fuori per Mazza, il controllo
Sasso, la conclusione che va ancora a canestro da dentro il verniciato. Giorgeva si libera Podda, il controllo di Polla, palla allargata per Capitan Pellegrini, ancora Pellegrini, 10 secondi per andare alla conclusione. Adesso Kotnik sotto canestro, palla che danza sul ferro, tocca anche il tabellone, l'ultimo tocco è di Battipaglia, palla in possesso ancora della Virtus, dentro Maggi, fuori la numero 6 Giorgeva. Anzi, non fuori Giorgeva ma fuori Podda. Si riparte, Pellegrini, ancora lui, Giorgeva, giro palla, ammazza la finta, anzi Maggi la finta, palla al tabellone, ancora palla che danza sul ferro, termina di nuovo in campo, l'ultimo tocco è di Kotnik. Battipaglia in possesso, ancora 1:35 al termine di questo secondo quarto. Adesso Mazza, lo scarico fuori per Capitan Cremona, il palleggio, c'è il fallo di Loi. Adesso sì, fuori Giorgeva, dentro la corte. Non felicissima sicuramente Giorgeva, ma più penso della prestazione che di tutto il resto. 27 per la Virtus, 24 per Battipaglia, 1 minuto e 5 secondi al riposo lungo. Ancora la corte dentro per Kotnik, l'ultimo tocco è dell'altra numero 10, vale a dire Montiani, palla in possesso ancora per la Virtus, mancano 60 secondi al termine di questo secondo quarto. Ancora la corte per Maggi, giro palla ancora per la Virtus, la corte tenta la tripla e va a segno questa volta, e sono 30 i punti a referto per la formazione cagliaritana, più 6 su Battipaglia. La penetrazione ancora di Sasso, pallone lungo recuperato ancora da Loi, sotto canestro, palla in possesso della Virtus. Loi supera la linea mediana del campo, va sino in fondo, la finta, palla appoggiata ancora alla tabellone e va ancora a canestro la Virtus. 32esimo punto per la formazione allenata da Iris Ferrazzoli, 24 sono quelli di Battipaglia, 15 i secondi al termine di questo secondo quarto. Adesso c'è il fallo ancora fischiato alla numero 14 Maggi. Terzo fallo per Valentina Maggi. Adesso fuori Maggi, dentro la numero 4 Pilleri, Carla Pilleri, classe 2000. In lunetta va Montiani che sbaglia il primo tiro libero. Va ancora in lunetta Montiani, sbagliato anche il secondo libero, il rimbalzo preso da Loi. Ancora Loi, mancano 5 secondi, deve provare la conclusione, la corte, palla dentro per Kotnik, c'è il fallo su Kotnik che in chiusura proprio sulla sirena recupera 2 tiri liberi, andrà in lunetta e poi si andrà al riposo lungo. Primo tiro libero di Kotnik che va a segno
Sono 33 i punti per la Virtus in questo momento. A segno anche il secondo, potrebbero servirle per scrollarsi di dosso un po' di sfortuna, mentre arriva Iris Ferrazzoli che chiama il pubblico del Palarestivo. Si va negli spogliatoi, si va al riposo lungo con la Virtus in vantaggio +10 sulla formazione ospite, e noi naturalmente andiamo in pausa pubblicitaria. Proteggi il suo futuro. Proteggi te stesso e chi ami. Proteggi te stesso e i tuoi pazienti. Proteggi il tuo benessere. Io lo vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Le vaccinazioni anti-HPV e anti-meningococco ti proteggono da malattie gravissime e letali. Visita il sito www.vaccinarsiinsardegna.org. Amici di Directa Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Scontro al vertice nel campionato di Serie D Girone G. Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e posa in vantaggio. Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, a dire di no, poi la palla rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Directa Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. Bentornati dal Palarestivo di Cagliari per assistere al terzo quarto di questa sfida valevole per i playoff, gara 2 dei playoff promozione verso la Serie A2 tra la Virtus, che ha chiuso i primi due quarti in vantaggio per 34-24 contro Battipaglia. Adesso primo pallone giocato da capitana Pellegrini, si fa anticipare Kotnik, riparte subito Battipaglia, subito dopo vi darò anche i due quintetti riproposti dai due coach. Battipaglia ancora con Mazza, arriva il fischio, c'è il primo fallo di questo terzo quarto. Palla in possesso di Battipaglia, rimesso in gioco verso Sasso, il controllo di De Rosa, scarica per Mazza. Una delle migliori Mazza nei primi due quarti, ancora palla schiacciata a terra, ma arriva Giorgeva che recupera il pallone, la penetrazione di Giorgeva sino in fondo, recupera il passo, mantiene ancora il passo, palla Giorgeva sino in fondo, la conclusione, palla che tocca il ferro e poi c'è il fallo di Giorgeva che non riesce ad andare a canestro, riesce a fare tutto benissimo sino al momento della conclusione, palla che tocca il ferro, rientra in campo, commette anche il primo fallo di questo terzo quarto. Virtus che parte con la numero 5 lui, con la numero 6 Giorgeva, con la numero 7 Lacorte, con la numero 10 Kotnik, con la numero 23 Capitan Pellegrini. Risponde Battipaglia che parte in quintetto, mentre adesso arriva la tripla della numero 14 Mazza. Dicevo Battipaglia che parte con Capitan Cremona, con la casacca numero 4, con la casacca numero 14 Mazza, con la casacca numero 15 De Rosa, con la casacca numero 13 Oppacice, con la casacca numero 31 Patanea. Adesso arriva il fallo subito da Giorgeva.
andrà in lunetta per 2 tiri liberi. Va a segno col primo tiro libero la giocatrice bulgara. Va a segno anche col secondo, si riporta in vantaggio, più 11 per la Virtus, 36 i punti a referto delle cagliaritane, 25 per Battipaglia. Noi siamo seduti in postazione proprio dietro lo spogliatoio di Battipaglia. È entrato presumiamo il presidente o comunque un dirigente della società. Non vi lasciamo immaginare lo sfogo del dirigente di Battipaglia verso le sue giocatrici, che hanno chiuso a meno 10 i primi 2 quarti. Ancora Georgieva, il palleggio, palla affidata alla corte. Ancora Kotnik mette la palla tra le mani dell'ex giocatrice del San Salvatore, che va sino in fondo, palla che tocca il tabellone, recuperata sotto canestro da Pataner. Riparte Battipaglia, l'arresto della numero 4 Cremona. Adesso c'è la conclusione di Mazza, palla recuperata da Pellegrini. Ancora Pellegrini affida la palla a Spicchi, ancora alla corte. Lui, c'è il movimento di Kotnik che chiede il pallone. Arriva Pellegrini, ancora 10 secondi per andare alla conclusione. Pellegrini sino in fondo, palla che tocca il ferro, ricade in campo. Kotnik in precarie condizioni di equilibrio non riesce a recuperare il pallone. Tocca per ultimo la slovena. Fino a questo momento non è mancato per un solo secondo l'apporto, l'incitamento da parte del pubblico del pallaarrestivo. Ancora palla recuperata e mantenuta in campo da Battipaglia, pallone corto, quello giocato da Mazza. Adesso Georgieva sino in fondo, coast to coast, questa volta va a canestro e arriva il time out di coach Federica Di Pace. Cinquantennale esperienza di commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimomannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Ancora le due formazioni a colloquio con i due coach, da una parte Iris Ferrazzoni, dall'altra Federica Di Pace, per le disposizioni in questo terzo quarto che vede in vantaggio la Virtus, padrona di casa, per 38-25. Un fallo a testa commesso in questo terzo quarto. Si rientra col possesso palla da parte della formazione ospite. Ricordiamo, come detto nel pre-gara durante l'intervista con coach Ferrazzoni, che alla Virtus serve l'ennesimo miracolo dopo quello con San Raffaele. Deve arrivare qui al pallaarrestivo un altro miracolo. Partiva da meno 15 la Virtus, adesso la corte sino in fondo, palla appoggiata al tabellone, c'è il fallo sulla corte che andrà in lunetta per 2 tiri liberi. Va in lunetta la corte, va a segno il primo tiro libero. A segno anche il secondo per il 40° punto della Virtus, 25
per Battipaglia. In questo momento i 15 punti si azzerano. Ancora pallone giocato da Battipaglia, recuperato dalla numero 15 De Rosa, alla conclusione da 3 di Montiani, palla recuperata ancora dalla Corte che riparte con il pallone in mano. 6 minuti 15 secondi al terzo, in questo terzo quarto, al termine di questo terzo quarto. Adesso c'è il fallo fischiato a Kotnik sotto canestro. Ammette le sue colpe Katia Kotnik, la giocatrice slovena, 190 cm di altezza, classe 1990. Ancora De Rosa, palla giocata per Opacic, lo scarico verso Montiani, scivola alla Corte, è tutto facile per Opacic sotto canestro. Dovrebbero essere 28, non si vede benissimo il tabellone, almeno in alcuni numeri. Adesso c'è il fallo nella numero 7 Scarpato ai danni della numero 6 Georgieva. Secondo fallo per Scarpato. Palla in mano alla Virtus, dentro la numero 14 Maggi, fuori la Corte. Ottima prima parte di questo terzo quarto per Michela Lacorte. Ancora Kotnik sotto canestro, prende posizione, poi c'è il fallo fischiato ai danni della numero 4 Capitan Cremona proprio sulla Kotnik. Ancora possesso palla per la Virtus, si libera Maggi, riceve da Pellegrini, Kotnik, c'è libera lui, può provare la tripla, invece palla dentro ancora per Kotnik, palla sporcata da Cremona, la ripartenza di De Rosa. Ancora Capitan Cremona, pensa alla conclusione da 3 punti, poi arriva Kotnik che le si frappone davanti. Adesso c'è il fallo della numero 15 De Rosa su Georgieva. Va in lunetta Georgieva. Cinque minuti 14 secondi al termine di questo terzo quarto. Sbaglia il primo libero Georgieva. Va a segno con la secondo. 41 i punti al referto della Virtus. Ancora Capitan Cremona, giro palla. Montiani sotto canestro, scarica per Opacic. Palla che tocca il ferro, rientra in campo. Ancora Maggi, il palleggio. La finta di Maggi, poi cambia idea. Palla dentro per Kotnik che aggancia il pallone. Infrazione di passi per la lunga slovena. Fuori Katia Kotnik, dentro Sonia Cirronis. Ancora Battipaglia, pallone in mano per Scarpato, il palleggio, palla giocata verso De Rosa, affrontata da Capitan Pellegrini. Ancora De Rosa, tira in fondo, c'è il fallo di Cirronis. Andrà in lunetta De Rosa.
sbaglia il primo tiro libero. Va a segno col secondo, 29 i punti a referto per Battipaglia, 41 per la Virtus. Più 12 per la Virtus. Adesso Giorgeva sotto canestro, palla schiacciata alla tabellone, non va a segno, non va a recuperare neanche il rimbalzo, recuperato invece da Battipaglia. Adesso Giorgeva radica il pallone dalle mani di un'avversaria, va sino in fondo. Giorgeva, palla appoggiata alla tabellone, arriva il punto numero 43 dell'incontro per la Virtus. 3 minuti 50 secondi al termine. Adesso sbaglia ancora Battipaglia, esplode la panchina della Virtus, esplode il palarrestivo per il possesso palla ancora in favore delle bianco-blu. Riparte ancora la Virtus con Loi, palla messa a terra per Cirronis, ancora Cirronis sino in fondo, palla a tabellone, va a referto anche Sonia Cirronis con il punto numero 45. Adesso la penetrazione di Montiani, il palleggio di De Rosa, anzi di Mazza, che va alla conclusione, il rimbalzo della numero 5 Loi, che poi sbaglia l'appoggio verso Giorgeva. Non si capiscono le due. Palla in mano a Battipaglia. 190 secondi al termine di questo terzo quarto. Ancora Scarpato. Adesso Cirronis, c'è l'infrazione di passi, la grinta, il fisico, la caparbietà di Sonia Cirronis, classe 79, che sta giocando pochi minuti ma sta dando quantità incredibile alla formazione di Iris Ferrazzoli. Non più giovanissima, ma sicuramente sta mettendo a disposizione del proprio roster tutta l'esperienza che si porta dietro. Adesso c'è l'infrazione di passi commessa dalla numero 5 Loi, palla in possesso ancora per Battipaglia. Maggi, c'è il blocco di Capitan Cremona, palla ancora sbagliata da Battipaglia che butta alle ortiche. Un altro possesso palla, forse in questo momento potrebbe pesare e non poco anche l'età anagrafica delle giocatrici Battipaglia. Sono tutte classe 2000 e addirittura ci sono 6 giocatrici del 2001. Questo il roster del coach Federica Di Pace. Una partita calda, soprattutto per il gran baccano che sta facendo il pubblico del palarrestivo. Adesso sbaglia Pellegrini, che poi va a recuperare il pallone, lo toglie dalle mani. Lo toglie dalle mani di un'avversaria, ma viene fischiata un'infrazione. Gli 8 secondi per il possesso palla nella propria metà campo. Palla in mano ancora Battipaglia. Mazza. Adesso la tripla tentata che non va a referto da parte della numero 7, vale a dire Scarpato. Poi c'è l'ultimo tocco dopo il tocco di Cirronis, l'ultimo tocco di Battipaglia, che mette ancora il possesso palla nelle mani della numero 5 Loi. Ancora Silvia Loi che recupera dalla compagna di squadra Maggi, ancora palla schiacciata a terra. Giorgeva ancora per Valentina Maggi, le finte di Maggi. Giorgeva, la penetrazione lungo il perimetro, c'è il fallo sotto canestro ai danni della Giorgeva, la ragazza bulgara
che sta incidendo e non poco sulla partita. Andrà in lunetta adesso il cambio, di nuovo dentro la Corte, fuori la numero 5 Silvia Loi. Va in lunetta Giorgeva, sbaglia il primo libero, palla che tocca il ferro, ricade in campo. 1 minuto e 50 secondi al termine del terzo quarto, va a segno il secondo. 46 per la Virtus, 29 per Battipaglia. Ricordiamo che questa è gara 2 dei playoff, promozione per l'approdo nel campionato di Serie A2. Battipaglia che ha vinto di 15 in gara 1, Virtus che dovrà fare meglio delle avversarie in questa gara di ritorno. Adesso la Corte supera la linea mediana del campo, ci pensa Maggi, tenta la conclusione da 3, o meglio pensa alla conclusione da 3, non va alla conclusione da 3, la tenta adesso Pellegrini, la conclusione non tocca il ferro. C'è il fallo sulla Pellegrini, fallo della numero 7 Scarpato, fallo numero 3 per la giocatrice di Battipaglia. Andrà in lunetta Capitan Pellegrini. Sono 3 i tiri liberi per il capitano della Virtus. A segno il primo tiro libero. A segno anche il secondo. C'è il terzo tiro libero che va a segno con il punto numero 49 più 20 addirittura della Virtus su Battipaglia, che adesso riparte con Opacic. 1 minuto e 10 secondi al termine del terzo quarto. Adesso la conclusione di Capitana Cremona, palla che tocca il ferro. C'è il fallo di Giorgeva sotto canestro. ...63 secondi al termine di questo terzo quarto, palla recuperata adesso dalla Corte, che poi perde il contatto col pallone. Pellegrini, ancora la Corte, può mantenere il possesso palla, 17 secondi da giocare e da sfruttare. Ancora Cirronis, palla alla tabellone, palla che danza sul ferro, rientra in campo per il possesso palla ancora di Battipaglia. E adesso c'è il fallo di La Corte, fallo di ostruzione di La Corte. Fuori Cirronis che prende l'applauso del palarrestivo, mentre Iris Ferrazioli addirittura sale sulla panchina, forse per incitare le proprie giocatrici o per vedere meglio la partita, questo non lo sappiamo. Adesso in lunetta Federica Mazza va a segno col primo tiro libero. 30° punto per Battipaglia. Sbaglia il secondo, rimbalzo ancora di una rapidissima Giorgeva. Adesso Loi, il possesso palla, si ferma Loi, mette la palla in mano a Giorgeva. Sono 30 i secondi ancora da giocare, mentre sono 8 i secondi per la Virtus. Giorgeva, ancora 5 secondi, palla per Kotnik, si gira Kotnik, palla smorzata da Battipaglia che può ripartire. Ancora la penetrazione, l'arresto e il tiro sbagliato, però c'è il rimbalzo sotto canestro e poi va a referto ancora Mazza. È lei che in questo momento sta tenendo a galla la sua squadra. Adesso La Corte, un secondo, la conclusione di La Corte, palla appoggiata al tabellone che poi tocca il ferro, ma termina qui
il terzo quarto, 49 per la Virtus, 32 per Battipaglia. Adesso noi andiamo ancora in pausa, ma rientreremo più carichi che mai per raccontarvi, per farvi vivere questo quarto ed ultimo tempo a disposizione della Virtus e di Battipaglia per staccare il biglietto verso la Serie A2. Amici di Directa Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari, scontro al vertice nel campionato di Serie D Girone G, Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e il Bosa in vantaggio! Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, direi di no, poi la palla rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Directa Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. Si rientra in campo, ultimo quarto di questa sfida valevole per gara 2 dei playoff promozione tra la Virtus di coach Iris Ferrazzoni e Battipaglia, la formazione campana allenata da coach Federica Di Pace. 49 per la Virtus, 32 per Battipaglia. Ancora 10 minuti da vivere tutti d'un fiato per questo playoff che darà il biglietto a una delle due formazioni per la Serie A2 del prossimo anno. Riparte ancora Battipaglia, palla sotto canestro per Opacic, c'è il tocco col piede da parte di Giorgeva, possesso palla ancora per la formazione ospite. Rimessa in gioco, palla affidata a De Feo, a sesso Mazza, manda a vuoto Pellegrini, ancora Mazza cerca la conclusione, palla che tocca il ferro ma è corta, rientra in campo, palla recuperata ancora da Giorgeva che la mette nelle mani di Lacorte, il palleggio di Lacorte, spaglia canestro, ancora la penetrazione, Sino in fondo Lacorte, Sino in fondo Lacorte che mette a referto il punto numero 51 per la Virtus, 32 per Battipaglia. Virtus che è partita in questo ultimo quarto con Giorgeva, Lacorte, Loi, la numero 23 Capitan Pellegrini e la numero 10 la lunghissima, la slovena Katia Kotnik. Risponde Battipaglia con Capitan Cremona con la maglia numero 4, con la maglia numero 11, mentre adesso arriva ancora il fischio di uno dei due direttori di gara, diciamo la numero 11 De Feo, la numero 12 Pagnello, la numero 13 Opacic, la numero 14 Mazza. Ricordiamo anche i direttori di gara che sono il signor Gurrera Simone della sezione di Pavia e Di Pilato Fulvio della sezione di Milano. Ancora Virtus in possesso palla, Kotnik per Lacorte, un'occhiata al canestro, invece poi palleggia, trova libera Giorgeva che mette la palla in mano di Capitan Pellegrini che tenta la tripla conclusione dalla distanza, palla che rimbalza sul ferro, torna in campo e preda dell'altro capitano, vale a dire Cremona, Laura Cremona. Adesso c'è il fallo di Lacorte. Secondo fallo commesso dalla Corte. Più 19 ancora per la Virtus a 8 minuti e 15 secondi dal termine.
Ancora c'è il fallo, l'infrazione fischiata ai danni di Battipaglia, palla in mano ancora della Virtus con Georgieva, trova libera Pellegrini, ancora Pellegrini, il palleggio, affrontata e disturbata dalla numero 12 Paniello, mantiene molto bene il posto palla la Virtus, la tripla di Lacorte, il rimbalzo Preda della Kotnik che sotto canestro fa valere ancora i suoi centimetri, ricordiamo che è alta 190 centimetri, per cui deve fare per forza la differenza sotto canestro, lo sta facendo in questa partita. 53 i punti della Virtus, 32 per Battipaglia che adesso forza alla conclusione. Georgieva, la ripartenza della Virtus e il fallo sull'Oi che avrebbe potuto anche restituire il pallone a Georgieva e sarebbe stata una grande azione per la possibile conclusione di Georgieva, invece subisce il fallo, andrà in lunetta la numero 5 Silvia Loi. Sbaglia il primo tiro libero la Loi. Secondo tiro libero messo a segno da Silvia Loi, ancora possesso palla per la Virtus, 54 i punti delle cagliaritane, 32 quelle delle giocatrici campane allenata da coach Federica Di Paccia. Adesso palla dentro ancora per Katia Kotnik che però commette infrazione di passi. Riparte Battipaglia, 7 minuti e 20 secondi alla conclusione di questa gara 2 dei playoff promozione. Ancora Mazza, palla dalla parte opposta per Capitan Cremona, sbarrata la strada, giro palla ancora per Battipaglia, la conclusione, palla corta, Georgieva recupera il pallone, lo affida alle mani di Lacorte, il palleggio di Lacorte, ancora Loi, la penetrazione di Loi sino in fondo, palla a tabellone, poi arriva Kotnik che subisce il fallo e va anche al referto. Possibile gioco da 3 punti per la slovena che porta a 56 il punteggio per la Virtus, 32 per Battipaglia. Sbaglia però il libero. Sbaglia il tiro libero aggiuntivo la Kotnik, si rimane sul punteggio di 56 a 32 a 6 minuti e 35 dalla sirena. Adesso la tripla, palla che non tocca neanche il ferro, Georgieva è lei che mette la quinta, va sino in fondo sotto canestro, sposta letteralmente fisicamente la propria avversaria, vale a dire la numero 14 Mazza, e adesso diventa una bolgia il palarrestivo. ...58 punti per la Virtus, 32 per Battipaglia che sta accusando il colpo, sta crollando sotto le giocate di Georgieva Kotnik, il duo in forza alla Virtus.
Rientrano in campo le due formazioni. Virtus ancora con la corte Maggi, Kotnik, ovviamente Georgieva e Loi. Questo è il quintetto riproposto da Iris Ferrazioni, mentre Battipaglia parte ancora con la numero 7 Scarpato, la numero 8 Sasso che va a referto in questo momento e si prende anche il tiro libero aggiuntivo, la numero 4 Capitan Cremona, la numero 15 De Rosa e la numero 31 Patanè. Adesso il cambio, fuori Kotnik, dentro Cirronis. Libero che va a segno per Sasso, sono 35 i punti di Battipaglia, 58 quelli della Virtus, 6 minuti e 5 secondi al termine dell'incontro. Ancora alla corte, il palleggio, Loi, la tripla di Loi che va a segno, ancora la tripla di Loi per il punto numero 61. Adesso c'è il fallo subito da Cirronis, fallo di sfondamento da parte di Sasso. Palla in mano, ancora la Virtus, rimessa in gioco, c'è il fallo su Maggi, il fallo della numero 15 De Rosa. Fallo numero 3 per De Rosa. Va in lunetta Valentina Maggi. Sbaglia il primo tiro libero. Va a segno il secondo, punto numero 62 di questa sfida per la Virtus. 35 sono quelli di Battipaglia che adesso ha il possesso palla con De Rosa che cerca e trova Capitan Cremona. Il palleggio di Scarpato, palla affidata ancora a De Rosa. Scarpato per Cremona, il palleggio, pallone lungo recuperato da Loi. Ancora Loi affida la palla a Maggi che supera la linea mediana del campo, si ferma, dà il pallone, ancora Loi, viene fuori dai blocchi la corte, ancora Loi in palleggio. Georgieva è lei che chiede il pallone in mano, la penetrazione, la girata di Georgieva, il canestro di Georgieva, spettacolare ancora la giocata della giocatrice bulgara per il punto numero 64 per la Virtus. Adesso ancora la conclusione di Sasso, il rimbalzo di Georgieva sotto canestro. Maggi elude l'intervento della diretta avversaria, poi va a canestro, c'è il fallo della numero 7 Scarpato. Adesso arriva anche il cambio, dentro Pellegrini, fuori Silvia Loi, fuori anche Cirronis, dentro Kotnik. Gli applausi sono tutti per Sonia Cirronis, classe 1979, 40 anni all'anagrafe. Adesso va a segno Maggi col primo tiro libero. Sono 30 addirittura i punti di vantaggio adesso della Virtus a 4 minuti e 33 secondi dal termine. Sbaglia il secondo libero. C'è il fallo commesso dalla numero 8 Sasso. Dovrà ribattere
dovrà ritirare il tiro libero che va a segno. Valentina Maggi mette a segno il punto numero 66. Ancora la penetrazione, fa sportellate Kotnik, poi palla recuperata però ancora da Battipaglia con Patanè sotto canestro, si gira Patanè, palla appoggiata al tabellone al ferro, il rimbalzo ancora di Georgieva, la corte, adesso c'è il fallo di Scarpato, fallo numero 4 per Scarpato, anzi fallo numero 5 per Scarpato, finisce qui la sua gara. Dentro la numero 12 Pagnello, fuori anche Cremona, dentro la 14 Mazza. La corte in lunetta, sbaglia il primo tiro libero. Va a segno col secondo. 4 minuti 10 secondi alla termine, 67 per la Virtus, 35 per Battipaglia. Ricordiamo che questa partita vale per gara 2 dei playoff promozione. Battipaglia partiva da un vantaggio dopo gara 1 di più 15. In questo momento la Virtus ha ribaltato abbondantemente lo svantaggio e il parziale. Adesso lo scarico ancora a Maggi, la tripla tentata da Maggi, palla che tocca il ferro, poi c'è Georgieva, c'è il fallo fischiato ai danni di Kotnik, quindi fuori Kotnik, dentro di nuovo Cirronis, la conserva il coach Iris Ferrazzoli per il finale di questa partita. Quarto fallo commesso dalla Kotnik, autrice comunque di un'ottima gara. Mazza, il palleggio, lo scarico per Sasso, la conclusione di Sasso, palla che tocca il ferro, recuperata da Patanè, sotto canestro c'è la conclusione della numero 15 De Rosa che va a referto col punto numero 37, più 30 ancora per la Virtus. Adesso Pellegrini, possesso palla giocato verso la corte, ancora la corte sotto canestro, palla che tocca il tabellone e poi c'è il fallo di Maggi. Quarto fallo anche per Maggi. Bisogna stare attenti naturalmente ai falli. Riparte Battipaglia. Ancora Battipaglia, Sasso, la conclusione che va a referto, 39 punti per Battipaglia, 67 per la Virtus, 2 minuti e 50 secondi al termine. La Virtus non deve abbassare la guardia, non deve soprattutto abbassare l'intensità di questa gara. Adesso Cirronis, palla che danza su tutto il ferro, riesce fuori il rimbalzo e preda ancora di Battipaglia. Adesso la conclusione corta della numero 14, vale a dire Mazza, che frana sulla Georgieva, non viene fischiato il fallo. Possesso palla ancora per la Virtus con Maggi. Adesso Pellegrini, pallone giocato all'indietro per Georgieva, 5 secondi per andare alla conclusione. La tripla tentata da Georgieva, palla recuperata da Maggi che sbuca dietro tutti. Però sono terminati i secondi
in favore della Virtus per il possesso palla. Adesso dentro lui per la corte, fuori Cirronis per Kotnik. Sono 28 i punti di vantaggio della Virtus a 2 minuti esatti dal termine di questa sfida. Ancora Georgieva, è lei che tocca per ultima la palla. Rimessa in gioco da parte di De Rosa. La conclusione che tocca il ferro, poi il rimbalzo ancora di Georgieva, poi c'è il fallo su Georgieva da parte della numero 15 Francesca De Rosa. Fallo numero 4 anche per De Rosa. Ovviamente stanno gravando di falli le due squadre. 1 minuto 44 secondi alla sirena per questa sfida valevole per gara 2 dei playoff promozione tra Virtus e Battipaglia. Ancora Georgieva sbaglia il primo tiro libero. Va a segno col secondo. Punto numero 68 di questa sfida per la Virtus, 39 per Battipaglia, 1:40 al termine. Ancora Battipaglia chiede la sfera sotto canestro la numero 8 Sasso, invece Capitan Cremona che perde il pallone su Georgieva, poi va alla conclusione. C'è l'infrazione di passi, anzi doppio. C'è il doppio fischiato a Capitan Cremona, palla in possesso della Virtus. Maggi, pallone in mano per la numero 14 della Virtus che arriva sino in fondo, non riesce ad andare a canestro. C'è il fallo subito da Maggi. Federica Di Pace chiama il cambio, fuori la numero 15 De Rosa, dentro la numero 11 De Feo. Maggi va a canestro. Ancora più 30. E c'è anche il più 31 per la Virtus, sono 70. Si alza il coro Serie A per la Virtus che inizia quasi a festeggiare, anche in panchina iniziano i primi abbracci mentre arriva il canestro di Capitan Cremona per il punto numero 41 di Battipaglia, 70 per la Virtus. Adesso c'è il fallo subito da Valentina Maggi. In lunetta ancora Maggi, sbaglia il primo tiro libero. Va a segno col secondo. 71 Virtus, 41 Battipaglia, ancora 58 secondi da giocare. Battipaglia va ancora a canestro con Sasso per il punto numero 43 della sua formazione. Adesso lui palla lunga verso la numero 17 Poda, non va a canestro Poda ma arriva Georgieva che mantiene ancora il posto palla dopo il rimbalzo in mezzo a due giocatrici di Battipaglia. Maggi fa scorrere secondi preziosi. Ancora Maggi che scarica per Poda. Finisce il tempo. ...31 secondi ancora da giocare.
A questo punto lo possiamo dire, la Virtus rientra in Serie A. Iris Ferrazzoli alza i pugni al cielo per questi ultimi 25 secondi, poi rientra nel suo personaggio, cioè quella di coach, quella soprattutto di coach particolarmente grintosa, particolarmente ovviamente esigente nei confronti delle proprie giocatrici, le richiama subito all'ordine, ma ride anche con il suo vice Valentina Calandrelli. 71 per la Virtus, 43 per Battipaglia, che diventano 44 a 24 secondi dal termine. ...71 Virtus, 45 Battipaglia. Ultimi 20 secondi di questa sfida, ultimo possesso palla per la Virtus. Silvia Loi subisce fallo. L'esultanza delle giocatrici e del pubblico del palarrestivo, l'abbraccio tra coach Iris Ferrazzoli e il suo vice. Va a segno Silvia Loi, sono 72 i punti per la Virtus a 14 secondi dal termine. 45 quelli di Battipaglia, che va sino in fondo con Cremona, spreca il fallo, spende il fallo Capitan Pellegrini. Ancora 10 secondi, l'abbraccio anche tra Ferrazzoli e Katia Kotnik, va a segno Battipaglia per il punto numero 46. E 47esimo punto messo ancora da Capitan Cremona. Ancora Loi in palleggio, perde palla, però la conclusione dalla distanza, palla che tocca il ferro, rientra in campo, e a questo punto lo possiamo dire, è Serie A per la Virtus, che rientra nel basket che conta. Invasione di campo di tutti i ragazzi, i ragazzini che sono arrivati qui al palazzetto, al palarrestivo, mentre il dirigente di Battipaglia fa addirittura rientrare la propria formazione negli spogliatoi senza salutare neanche la squadra avversaria, ma abbiamo il sentore che vibreranno ancora le pareti dello spogliatoio di Battipaglia, come al riposo lungo. L'ultima ad entrare è il coach Federica Di Pace, mentre noi aspettiamo naturalmente per entrare in campo, tutto in presa diretta naturalmente, quello che avverrà in questo momento tra noi e i protagonisti di questa sfida. Io vado a recuperare coach Ferrazzoli o qualche giocatrice della Virtus per provare a sentire naturalmente le prime impressioni di questa bellissima partita. Mi avvicino a Iris Ferrazzoli. Iris, hai detto che ci sarebbe voluta un'impresa, l'impresa è arrivata. Ti dico, oggi la squadra ha dimostrato effettivamente il tuo carattere, la tua grinta, e questa è la squadra di Iris Ferrazzoli, nel bene e nel male. Io credo che questa è la squadra di tutta questa gente, veramente, perché hanno spinto anche loro a che queste ragazze facciano il meglio di loro. Io, insieme a Valentina, insieme ai mental coach che ci hanno aiutato, insieme ai tanti sacrifici che ha fatto la società, è il giusto premio che abbiano questo. Il carattere sì, ma lo abbiamo avuto tutti, dal primo all'ultimo, quando l'anno scorso e il giorno dopo che abbiamo fatto la retrocessione ci siamo messi al lavoro per fare questa impresa. Io ti dico, ovviamente non vorrei che passasse un messaggio sbagliato, la Virtus non è solo grinta, la Virtus è qualità, la Virtus è centimetri con le tue giocatrici, e soprattutto ha dimostrato di non mollare mai. Questa è la Virtus, a parte il carattere. E ti chiedo un'altra cosa,
dopo l'anno scorso, dopo una delusione come una retrocessione, quanta soddisfazione ti dà, quanti sassolini dalle scarpe ti stai togliendo? Sono felice perché le persone che abbiamo scelto per fare rimanere qui, di quelle che abbiamo preso in corso d'opera, di quelle che hanno detto sì, io entro in questo progetto, tutte loro si sono tolte dei sassolini, perché veramente io le rompo le scatole dalla mattina alla sera a queste ragazze. E ci crediamo. Questo è il giusto premio a quello che hanno fatto per 10 mesi. Iris, adesso si dovrà progettare il futuro, ti chiediamo una battuta a caldo ovviamente, il tuo futuro sarà ancora targato Virtus, mentre arriva alla retina che è il giusto premio di questa finale, e ti chiedo ovviamente Iris quale sarà il tuo futuro? Virtus ancora, per cui si progetterà ancora. Tu hai avuto il carattere, la forza di volontà di rimanere dopo una retrocessione. Noi ci siamo visti nella passata stagione, effettivamente è stata una stagione un po' travagliata, un po' sfortunata, però Ferrazzoli ha detto beh, io sono qua, io sono retrocessa, io riporto sulla Virtus. Grazie mille di queste parole che fanno tanto bene tante volte. Io ringrazio a tutti, ma in particolar modo a Valentina Calandrelli, che è la mia vice e che sa stare al mio fianco anche nei momenti difficili. Ringrazio anche Antonio Palmas, ad Alex, a Silvia Carta, a Tiziana Gianotti, al nostro presidente e a tutte le persone che sono dietro la quinta come Gianni Esteri, come Gianni Giordano, che ci danno una grande mano, e anche per loro è questa grande soddisfazione. Hai nominato ovviamente tutti, questa è la ricostruzione della Virtus che ha passato un periodo un po' travagliato anche in estate per ripartire più forte di prima. Ti dico una battuta, lo spogliatoio di Battipaglia era proprio dietro la nostra postazione. Ti posso garantire che le pareti dello spogliatoio di Battipaglia al riposo lungo hanno vibrato, e non solo le pareti, quando è entrato presumo il presidente o comunque il dirigente di Battipaglia. Ma a parte questo, che non era felice, lo si è visto anche a fine partita, soprattutto dopo il risultato finale, chiedo invece a te cosa hai detto alle tue giocatrici al riposo lungo, cosa hai detto all'inizio della partita per togliere fuori una prestazione del genere, perché ovviamente dobbiamo dirlo, incidono anche gli stimoli, e anche gli stimoli arrivano da soli in una partita del genere probabilmente, però vanno toccate le corde giuste. Io conosco bene questa realtà perché ho giocato a Battipaglia e quando siamo saliti in A2 conosco bene com'è la realtà, ma va un grande applauso a queste ragazzine, perché queste ragazzine vengono da 5 giorni dei finali Under 20 e adesso subito si sono messi nel pullman e sono venuti qua, e vanno un grande merito a loro, e tante di loro adesso devono fare le finali Under 18. Quindi un grande applauso a Battipaglia. Per quanto mi riguarda, quello che ho detto nello spogliatoio e nell'intervallo, l'unica cosa che ho detto è che dovevano continuare a giocare con quell'atteggiamento, con quella cattiveria. Ma all'inizio gli avevo detto che sicuramente quanto difficile sia la salita per vincere, sia così quanto era grande la vittoria, la gioia per vincere. E quindi mi hanno dato tutto, non posso chiedere niente. Iris, un'ultima battuta, poi ti lascio i festeggiamenti che ovviamente sono meritati. Un palazzetto, un palarestivo così probabilmente neanche in Serie A lo si è visto. Questo vuol dire che comunque la Virtus è ripartita col piede giusto, ma questo deve voler dire anche che il prossimo anno nel campionato di Serie A2 vogliamo rivedere il palarestivo così, che non sia soltanto una giornata. Sì, hai detto bene, stiamo lavorando perché questo entusiasmo si trasmetta a chiunque entra qui alla Virtus. Delle cose che sono felicissima e delle bambine del mini basket e di tutte le altre categorie che sono venuti a vedere la partita, e quindi sono strafelice perché un palazzetto pieno di gioia come è e di tutta gente Virtus non fa altro che piacere. Devo fare un ringraziamento particolare anche ad Alessandra Angius, perché è una persona che abbiamo inserito da poco e veramente sta aiutando tanto nel settore giovanile. Ringraziamo Iris, complimenti ancora per questa vittoria, in bocca al lupo per il prossimo anno, la lasciamo naturalmente ai festeggiamenti. Io vado a cercare qualche altro protagonista di questa sfida, mi piacerebbe avere in postazione, anche se poi postazione
effettivamente non ne abbiamo più adesso, però mi piacerebbe arrivare e trovare Cirronis, come detto, a 40 anni togliersi una soddisfazione del genere, mentre io ho trovato Cirronis, ma a parte la danza che stiamo ovviamente documentando e testimoniando, aspettiamo che finisca questa danza. Sonia Cirronis, una battuta, guarda, la telecamera è là, dovresti guardare lì esattamente in tribuna. Ti chiedo, lo possiamo dire perché l'ho detto tanto in presa diretta, a 40 anni una soddisfazione vincere il campionato, presumo che sia ovviamente un, diciamo così, coronamento anche di una carriera giocata per tanti anni, ma oggi è stata una giornata super. Sì, nonostante sia la terza promozione ho sentito un'emozione che forse negli altri due non avevo sentito. Non avevo forze, non so da dove ho tirato fuori l'energia per stare in campo oggi, però è stata un'emozione unica ed è sempre bello. Ti chiedo una battuta, a chi dedichi questa vittoria e soprattutto quanto sacrificio avete dovuto fare per arrivare oggi a giocarvi questa partita, perché sapevamo che si partiva da meno 15, però penso che un gruppo così abbia fatto la differenza. Sì, la dedico a noi e soprattutto alle nostre allenatrici che non ci hanno mai mollato. Ci hanno fatto vivere quest'anno di tensione, di stress, di duro lavoro e sacrificio, ma è giusto così perché poi questi sono i risultati che si ottengono quando si lavora veramente duro. Ringraziamo Sonia Cirronis, in bocca al lupo e complimenti per questa partita, per questa vittoria. Iva, una battuta, devi guardare lì in tribuna. Ci siamo visti lo scorso anno dopo una parentesi, diciamo, non proprio fortunatissima, quindi la retrocessione. Sei rimasta alla Virtus, sei rimasta a difendere i colori della Virtus per riportarla nel campionato che merita. Quanta soddisfazione ti dà questa vittoria del campionato e soprattutto questo era il vostro obiettivo da inizio stagione? Allora, dall'inizio noi abbiamo aspettato quel momento perché comunque in Sardegna non sono tanto forti le squadre, abbiamo lavorato tanto, questa è una squadra che io non sono stata mai tutta la mia vita con ragazzini così perché siamo connessi sempre in campo e anche fuori. Un grazie mille davvero da tutto il mio cuore a Iris e Valentina, a tutta la società, alla Presidente, penso che lo meritiamo tutto quello. Oggi hai spaccato in due la partita, sei andata a canestro, hai preso rimbalzi, correvi da una parte all'altra del campo, si vedeva che avevate fame, si vedeva che dovevate ribaltare questo meno 15, si vedeva però da parte tua, di Iris, delle vecchie del gruppo, si vedeva che c'era qualcosa da riscattare, cioè la retrocessione dello scorso anno. Sì, comunque io avevo all'inizio un po' di difficoltà, però ringrazio tutta la squadra comunque perché mi hanno ripreso. Questo fame abbiamo visto un po' nervosa anche. Sì. Questo fame lo abbiamo dalla partita di Battipaglia perché comunque là la stessa cosa è successa contro Roma, non abbiamo fatto quello che noi possiamo fare quando giochiamo con essi per 40 minuti, penso che succede quello che è successo oggi. Ringraziamo Giorgeva per questa intervista, in bocca al lupo per il proseguo. Ti chiedo un'ultima battuta, Giorgeva rimane alla Virtus? Non lo so ancora. Va bene, chiudiamo così, non si è voluta sbilanciare. Io sto cercando di capire dov'è il presidente della Virtus per andare ovviamente a scambiare una battuta anche con lui, visto e considerato che è il traghettatore di questa nuova Virtus, di questa nuova avventura. Il presidente, io lo raggiungo, presidente, una battuta al volo, siamo in diretta. Venga come qua. Non lo so neanche io cosa ne uscirà fuori, ma dopo questa festa, dopo questi festeggiamenti e soprattutto dopo questa partita può uscire fuori qualsiasi cosa. L'unica cosa che è uscita fuori è che la Virtus è tornata in Serie A. Siete ripartiti dalle, tra virgolette, mi passi il termine, dalle ceneri della vecchia Virtus dopo una retrocessione per riportarla nel campionato che merita. Certo, una gioia spaventosa, io non ho parole. Ovviamente adesso bisogna riprogrammare per la Serie A, che è un altro tipo di campionato, bisogna trovare le pedine giuste al posto giusto. Il coach Ferrazzoli ci ha già detto che lei rimarrà comunque alla Virtus e che da qui non si muove.
il coach lo leggo, rimane qua legata per tanti anni ancora. Ringraziamo il presidente, in bocca al lupo per la prossima stagione e complimenti naturalmente. Io invece andrei in chiusura, termina qui la nostra diretta. Un ringraziamento a tutti gli amici di Diretta Sport dal Palarestivo di Cagliari che hanno assistito ovviamente alla vittoria strameritata e soprattutto particolarmente larga, abbondante della Virtus, che ha dovuto riscattare il -15 di gara 1. Ovviamente i complimenti alla Virtus, i complimenti al coach Ferrazzoli, i complimenti a tutte le ragazze, a tutto lo staff della Virtus per questa risalita, per questo ritorno in Serie A. Da Alessandro Carta è tutto dalla Palarestivo di Cagliari. Un ringraziamento ad Andrea Farris per le immagini e la parte tecnica. Ancora buona serata. Diretta Sport, le tue partite in diretta streaming. Diretta Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Diretta Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Diretta Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.